Udinese, ti piace giocare così? Mettere i pulmantini sotto la porta di Musso? E oggi hai preso il gol da Zielinski, da Fabian, da Lozano, da Insigne e da Di Lorenzo. Abbiamo fatto praticamente o Per e o Musso. 5 gol. Marita è a casa. Ma ciao a tutti amici. Da Napoli e l'87. Mamma Fabian, ma che ha tirato un silurin da porta di Musso. Grazie Musso anche per l'assist per Lozano. Poi Insigne nel finale, pure il capitano e la ciliegina sulla torta per un grande Napoli. E che partita ha fatto Napoli, non gli abbiamo fatto capire niente, a parte la disattenzione sul gol dove abbiamo, è una parola grossa dire, messo in gioco l'Udinese perché hanno fatto il gol, poi siamo tornati a giocare, siamo tornati sul pezzo e l'Udinese non ci ha capito manco un cazzo. Diciamo la verità, non gli abbiamo fatti capire niente sul piano del gioco. L'Udinese catenaccio e mette ancora stu catenaccio. Mettela ancora. 5 nei pigliati, 5, schiaffone non faccio, banco de punto. Grande Napoli, grande Napoli. Fabiano ha già fatto un partitone, ragazzi. Io direi sì, Zielinski che è immenso, Piotr è tanta roba, è un giocatore immenso, formidabile. Che giocatore, ragazzi, e ti fa assist, ancora un altro assist stagionale, e il gol grazie ad Osimhen che non ha segnato ma ha fatto segnare Zielinski sulla respinta. Ma Zielinski, ragazzi, è tanta roba lì, è tanta roba alla tre quarti, è un giocatore immenso, straordinario. Poi parliamo di Fabiani che ha fatto una grande partita, non ha sbagliato un passaggio o uno solo magari, dai, in tutta la partita, ma ci sta, grande partita, grande gol. Lozano che inizialmente è partito un po' male ma poi trova un gol sull'errore di Musso, grazie anche per questo errore abbiamo fatto proprio per Musso. Poi Insigne nel finale trova un grande gol e Di Lorenzo, ragazzi, mi stavo dimenticando il gol di Giovanni Di Lorenzo. Che gol ha fatto anche Giovanni? Ancora una volta propositivo in area su un rimballo di Musso, insomma, che ce ne fotte, c'era Di Lorenzo e ha buttato dentro la palla. Da rapinatore d'aria, ragazzi, il quarto gol stagionale per Giovanni Di Lorenzo. Non solo fa un grande lavoro sulla fascia, mette cross interessanti in mezzo, si ripiega tanto in fase difensiva e fa una grande partita, fa anche gol. È un terzino che sa spingere e sa segnare. Ragazzi, quando è forte, ma quando è cresciuto nelle ultime partite. Un applauso anche per Giovanni, Yusai, un'ottima partita anche per lui. Bakayoko una sufficienza ci sta, non ha fatto nulla di grande, ma nemmeno ha fatto nulla di sbagliato. Poi io sto godendo come un riccio napoletano, a famocco, 5 t'ammarati, 5 no, ma non faccio t'ammarati, perché questo ti meriti Udinese quando ti metti a giocare con tutti i pullman annanzi alla porta. C'è messo pure la panchina annanzi alla porta, pure l'allenatore, pure Gotti, Gatto, come cazzo si chiama, sto godendo. Peccato che avrei voluto il gol di Osimhen, vabbè, non c'è stato. La qualità della panchina, Politano e il Mas, ragazzi, abbiamo fatto una grande partita, dai. Meritatissima, lo dice anche i risultati, schiaffone non faccio e a casa. E niente, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto e che aspettate, voglio la carrozzo, carrozzino, carrozzino, iscrivetevi al canale di Napoli l'87 e andiamo bene. Magica Udinese, ma che magica, ma dove magica che hai piato 5 pack stasera, banco di punto, non c'è capito niente, non c'è, boh, io non lo so, hai fatto veramente un mus, ce l'abbiamo solo noi, Piotr, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Ragazzi, dai, 2 finali e siamo in Champions League, dipende tutto da noi. Magari Sassuolo o Milan o Benevento ci fanno un regalino, fanno l'ingiambettina e stiamo più a Nanzina. Buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napolesse.